Aspetta Totò, aspetta Totò. Dov'è il capitano? Capitano! Claudio! Eccolo qua. Dov'è là? Raga, aspettate, c'è uno del San Biagio. Niente da dire. Niente da dire. Silenzio, dai! Bravissimi tutti, ma sappiamo che devi questa vittoria. Amici di Sportisili, amici di Localcio, ben trovati all'appuntamento numero 22 con Localcio nella sua versione estesa. Abbiamo voluto omaggiare così Giuseppe Puliafito, collega, addetto stampa della Noveggia Virtus, che purtroppo è venuto a mancare la scorsa settimana, tra l'altro mentre svolgeva il suo lavoro, non tanto di addetto stampa dell'Igia Virtus, ma quello per l'appunto di giornalista. Diciamo che lo staff di Localcio, la redazione di Sportisili si uniscono nel fornire il proprio abbraccio, il proprio sostegno alla società giallorossa e alla famiglia di Giuseppe Puliafito. Naturalmente ci uniamo anche noi nel sottolineare, nel porre l'accento che in un certo senso la vittoria ottenuta ieri dalla squadra allenata da mister Luigi Panarelli abbia un non so che di abbia avuto una sorta di surplus data proprio dalla spinta emotiva, data dalla terribile notizia che è arrivata anche a noi venerdì. Apriamo dunque l'appuntamento non facile, vi dico la verità. Con Localcio partiamo come di consueto con le immagini della settimana, del weekend, prima come di consueto con la Serie D, poi nella seconda parte con Eccellenza e Promozione. Al mio fianco tornerà Salvorifici, accanto a noi, in mezzo a noi ci sarà Peppe Duro, centrocampista della Regina Mundi, ma prima come di consueto spazio al campionato di Serie D Girone I. La promessa naturalmente è quella di mantenere un tono e un clima decisamente più allegro, più gioviale, anche per consentirvi di assistere nel migliore dei modi alla trasmissione. Tra l'altro vedo che si è appena collegato e sta assistendo alla trasmissione anche un altro totem dell'Igia Virtus, ovvero Totò Maltese, che sicuramente avrà vissuto in maniera particolare queste ore, questi giorni. Comunque, mando alle ciance, un ringraziamento come di consueto a Salvo Geraci, che anche questa sera sarà in regia a sostenermi e a sostenerci per questo appuntamento targato Localcio, e cominciamo la nostra sfilza di grafiche partendo appunto con i risultati della 27esima giornata del campionato di Serie D Girone I, cominciando con la vittoria della Nissa 2-1 sul campo della Scafatese, poi Castrum Favara Pompei 0-1, Aci Reale Licata 3-1, Città di Sant'Agata Paternò 2-3, Enna Siracusa 0-2, Nuovi Igia Virtus San Biase, come già accennato, 1-0, poi Ragusa Vibonese 0-1, Regina Acragas 2-0, San Cataldese Locri 2-1, per una classifica che vede ancora il Siracusa ben saldo al comando, 63 punti contro i 60 della Regina, decisamente più staccate adesso le altre. Scafatese a 54, San Biase 52, Vibonese 48, adesso insidiata anche dalla Nissa, che è sesta a quota 42 punti, poi Igia Virtus 39, Paternò 37, Castrum Favara 33, Ragusa 32, Pompei 31, Cireale 30, San Cataldese ed Enna 27, Città di Sant'Agata 25, Locri e Licata 23 punti. Chiude l'Acragas a quota 15 punti, non ha segnato ieri ma mantiene sempre più salda la sua leadership nella classifica. Cannonieri El Tato Diaz, non sono stati necessari i suoi gol alla Nissa per avere ragione della Scafatese in quello che forse è il risultato più sorprendente della giornata, ma partiamo da chi sta sopra tutte, da chi sta in cima anche questa giornata, ovvero il Siracusa di mister Marco Turati, che nella nebbia del generale Gaeta espugna appunto il campo dell'Enna, prestazione convincente per la formazione azzurra, che dunque infila la terza vittoria consecutiva dopo il KO di quasi ormai un mese fa, maturato appunto l'ultima sconfitta della squadra aretusea. Andiamo a vedere con il supporto, come di consueto, della Wii Sport le immagini della vittoria per 0-2 del Siracusa in casa dell'Enna.
Il Siracusa espugna il Gaeta di Enna per 2-0 con una rete per tempo di Maggio e Sus. Turati non può disporre degli squalificati Puzzone e Sarao e dell'infortunato Di Grazia, preferisce quindi inserire Bonacchi da esterno destro difensivo col giovane Di Paolo in avanti. Ancora fiducia, ha convinto sull'out di sinistra, Alma parte dalla panchina. L'inizio è dell'Enna, o quantomeno un tentativo all'8° per la formazione di casa con Cicirello che da sinistra mette in mezzo Iovino, è pronto però sulla corta respinta di Pistolesi. Dopodiché è tutto Siracusa. Al 10° Russotto ci prova da fuori, la palla finisce alta. Ancora Russotto al 24° su punizione, respinta di Simeoli, né Maggio né Sus arrivano in tempo per il tap-in vincente. Risponde l'Enna al 30° con una conclusione alta da lontano di Joao Pedro, brasiliano e regista della squadra. Dall'altra parte risponde il Siracusa 5 minuti dopo con Candiano, il suo destro però è svirgolato e si perde fuori. Al 42° il Siracusa ottiene calcio di rigore, l'uscita del portiere Simeoli addosso a Russotto che viene messo giù, non protesta nessuno, l'ottimo arbitro Deborah Bianchi di Prato assegna il rigore e ammonisce il portiere di casa. Mimmo Maggio dal dischetto trasforma in sicurezza. Il secondo tempo si apre con un tentativo al terzo ennese per un calcio di punizione di D'Amore con la palla che però finisce alta di poco. Al quarto grande risposta del portiere di casa Simeoli sul rigore in movimento di Candiano che aveva piazzato il pallone all'angolino. Al 12° Russotto per convitto il cross per Maggio che non ci arriva di un niente. Entra Longo per Russotto al 16° e il Siracusa si porta nel giro di 3 minuti sul 2-0. Il cross è di Baldan per la testa in elevazione perfetta di Joachim Sus che batte il portiere di casa e realizza così il suo 4° centro stagionale, fra l'altro nelle ultime 3 trasferte ha in pratica segnato sempre lui. Finisce così con Aretusei vittoriosi, la Regina che fa altrettanto con l'Agragas, ma la Scafatese perde in casa con la Nissa ed è ormai fuori dai giochi promozione. Sarà una lotta a 2 Siracusa-Regina nelle ultime 7 gare da giocare. Domenica turno di riposo, si tornerà in campo il 23 in casa contro la Castrum Favara, la Regina attesa dal derby in trasferta col Sambiase. Rientriamo dopo, scusate, le immagini del generale Gaeta, il cerchio azzurro del Siracusa, prima della festa sotto il settore riservato appunto ai tifosi aretusei in mezzo alla nebbia di Enna, nonostante siamo ormai a primavera quasi iniziata, clima quasi invernale nella città ennese. 2-0, poc'anzi vi dicevo immagini Wisport in collaborazione con Tris Siracusa. Non ce ne vogliano gli amici dell'emittente televisiva aretusea. Vado a leggere i primi messaggi, siete già in tanti a scriverci. Salutiamo Maurizio Arcoleo, salutiamo l'onnipresente, il sempre presente Paolo Vinci, direttamente da Siracusa, dice buona serata a tutti voi. 7 finali per l'obiettivo, ieri tutta la squadra compatta, consapevole dell'obiettivo e poi a suggellare quello che è il gemellaggio tra Palermo e Siracusa, un commento di Roberto Frenda appunto a sottolineare, a rafforzare questo legame tra le due città e le due tifoserie. Come abbiamo letto anche dai messaggi, dai risultati, al Siracusa ha risposto la Regina con un altro 2-0, questa volta in casa contro il derelitto Akragas, in gol Barranco e Urso nel secondo tempo. Tra l'altro bellissimo gol quello di Francesco Urso. Staccate, come dicevo, ormai quelle che potevano sembrare altre due inseguitrici, ovvero sia Scafatese e Sambiase. Abbiamo detto della sconfitta dei calabresi dal Contres Barone di Barcellona Pozzo di Gotto contro il Virtus, calcio di rigore segnato da Trombino. Vittoria pesante e di conseguenza sconfitta pesante
per la Scafatese. La vittoria pesante la mette a segno la Nissa, che grazie ai gol di Agnello e di Buba Samaché ribaltano la Scafatese, ribaltano la terza forza del campionato e a loro volta si avvicinano, restano a contatto a -6 da quella che sarebbe una zona playoff che forse fino a 3 mesi fa poteva sembrare un obiettivo difficile da raggiungere, considerando quanto correvano le squadre davanti e considerando quanto invece non correva la formazione biancoscudata. Invece i ragazzi di Mister Campanella hanno accelerato in maniera importante, stanno infilando una serie di risultati positivi, trascinati, come già accennato, dal Tato Diaz. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa con Riccardo Rotulo. Quest'oggi, o meglio, ieri, il giocatore decisivo è stato il cosiddetto bomber di scorta della squadra biancoscudata, ovvero sia Samaché. Quindi, anche in questo caso, con le immagini pubblicate dalla Wii Sport, andiamo a vedere il successo della Nissa sul campo della Scafatese che a questo punto dice praticamente addio ai sogni di vittoria del campionato. Una sfida per le zone nobili di classifica tra due grandi protagoniste neopromosse. Per la 27esima giornata del girone di Serie D, la Scafatese apre le porte di casa per ospitare la Nissa. Una bella gara che mette di fronte la terza forza del campionato, reduce da ben 4 successi consecutivi, e la sesta. In classifica i siciliani, dopo aver inflitto un netto 3-0 Legge Virtus, sognano ancora di agganciare la zona playoff. Prima occasione di marca nissena, dopo 3 giri di lancette la palla arriva al limite dell'area di rigore per Diaz, il capocannoniere del campionato, però calcia alto. Al sesto, risposta dei canarini, la palla arriva dalla sinistra per Soué Musaballa, palla fuori. Al nono, conclusione alla distanza, bravo Elezai, in tuffo a parare sul continuo, giallo per simulazione ai danni di un calciatore locale. Al 13esimo la punizione di Agnello per Diaz, palla alta ma era tutto fermo in posizione di offside. Minuto 17, giro palla della Scafatese, lancio in aria per Molinaro, attento l'estremo difensore Elezai. Al 20esimo passano i canarini, Molinaro per Foggia, la sfera arriva ad Esposito che fredda però Elezai con un bolide sotto la traversa, gran conclusione che vale l'1-0 della Scafatese. Termina così la prima frazione di gioco, trascorrono 5 minuti e rientro in campo delle formazioni. Palla lunga per Samaché, lob perfetto per battere Becchi, ma la sfera viene salvata da un grande intervento in estirata. Al 53esimo Dall'Oro recupera la sfera, serve Samaché che gliela ridà lungo la linea, palla dentro per Rotulo, Becchi con una bella parata salva il risultato sull'ex Licata. Minuto 58, magia in mezzo a 3 a centrocampo di Dall'Oro, sfera che arriva a Samaché che fa da sponda per il compagno di squadra Neri, ancora attento l'estremo difensore, la Scafatese Becchi. 3 minuti dopo l'ora di gioco la punizione vincente di Agnello però vale il pareggio e la compagine Mister Campanella, tutto da rifare per la Scafatese, 1-1. Prova allora a rimettere in moto la propria macchina offensiva la compagine locale, prima conclusione di Iannone al minuto 70 respinta, poi Esposito grazie ad una deviazione impensierisce Elezai che però è attento e blocca la sfera. 5 minuti più tardi Iannone per Colley che stoppa e si gira, ancora una conclusione parata senza troppi patemi d'animo da Elezai. A 10 dal termine la sfera arriva a Rotulo che premia il movimento di Samaché, stop e lob vincente, la Nissa ribalta la pratica Scafatese, 1-2, gran palla di Rotulo e che stop di Samaché che mette giù col petto e poi fredda Becchi con un preciso destro, 2-1 per la compagine Mister Campanella. Scafatese che prova a riversarsi in avanti, sfera lunga per Colley che va col tiro cross ma non trova nessun compagno pronto a spingere in rete. Termina così, la Nissa fa il blitz a Scafati e prosegue nel sogno chiamato playoff. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. Rientriamo dopo il blitz messo a segno dalla Nissa sul campo della Scafatese, risultato che come detto in precedenza di fatto taglia fuori la squadra campana dai giochi
per la promozione diretta e che invece proietta ormai verso una salvezza che è quasi aritmetica, la formazione di Mister Campanella, che ripeto, come detto anche la settimana scorsa in compagnia di Riccardo Rotulo, sta vivendo finalmente una fase positiva, una fase di ascesa. Alle spalle della Nissa si staglia la figura del Paternò, che torna a vincere sul campo di un Città di Sant'Agata che è in difficoltà a livello di risultati, anche di piazzamento in classifica. La squadra bianco-blu si trova attualmente al terzultimo, al quartultimo posto della classifica, che va a precedere solamente il Locri e le due squadre che attualmente sarebbero retrocesse, ovvero sia Licata e Agragas. Vado a vedere altri messaggi. Saluto Marco Locacciato, dirigente dell'Athletic. Naturalmente la sua squadra sarà grande protagonista della seconda parte di Localcio, tra l'altro con un ex giocatore del, in quel caso, Resuttana San Lorenzo come ospite, ovvero sia Peppe Duro. Saluto nuovamente Paolo Vinci, che evidentemente si congeda dalla nostra trasmissione, e saluto anche Salvatore Sannasardo, che ci scrive: buonasera, forza Don Carlo Misilmeri. Anche in questo caso commento con vista sulla seconda parte di Localcio. Chiudiamo il nostro treno dei servizi per quanto riguarda la Serie D con quello che poteva essere una rivincita, quello che poteva essere una possibilità di riscatto per il Castrum Favara, visto che l'unica volta che il Pompei era giunto allo stadio Bruncoleri non erano state buone notizie per i gialloblu, battuti per 1-0 nel doppio confronto di finale playoff, anche se l'1-0 era maturato in Campania. Poi la gara è finita 1-1 in terra siciliana. Alla fine il Pompei ha vinto 1-0 contro il Castrum Favara. Andiamo a vedere le nostre immagini e poi le commentiamo insieme. Favara contro Pompei, 9 mesi dopo la semifinale che valse per la formazione campana l'accesso alla finalissima per la promozione in Serie D, si ritrovano le due piazze ancora al Bruncoleri, laddove l'anno scorso i rossoblu estromisero i gialloblu dalla corsa per accedere al piano di sopra. Si ritrovano in questo campionato per andare a caccia di punti pesanti per cercare di arrivare il più presto possibile alla salvezza. Allora andiamo con le immagini prodotte da Giuseppe Montalbano, con il primo tentativo sul calcio di punizione da parte di Baglione, poi questa opportunità con la parata di Scuffia sulla conclusione di controbalzo. È un buon inizio per il Castrum Favara, che qui con il tiro cross di Vaccaro non impensierisce più di tanto la difesa pompeiana. Poi la palla dall'altra parte che arriva nel cuore dell'area di rigore, c'è questa sponda per la conclusione con la sfera che però si perde alta sopra la traversa. Torna a farsi vivo il Castrum Favara con questo scarico da parte di Lapena, poi la palla messa in mezzo, non riescono ad arrivare gli attaccanti della formazione guidata da Infantino, che comunque gioca un buonissimo primo tempo. Qui con Baglione il controllo, la conclusione mancina dal limite bloccata senza problemi da D'Agostino, poi dal corner successivo per poco non arriva Vaccaro alla correzione a rete, poi cerca di insistere ancora con l'azione alla Piana, serie di finte ubriacanti, ancora a cercare luce per il cross, per la palla toccata forse con un braccio da Vitale, non secondo il direttore di gara. Conclusione dalla distanza, parata da D'Agostino, che poi è bravo sul successivo cross tentato dalla Piana, e su questa azione si chiude il primo tempo al Bruncoleri. Tanto Castrum Favara, pochissimo Pompei. Ma occhio a quello che accade nel secondo tempo con la squadra allenata da Gianluca Esposito che spinge sull'acceleratore. Qui conclusione tentata da Russo sui sviluppi di una palla inattiva, poi torna a farsi vivo il Castrum Favara con questa conclusione dalla distanza, bloccata senza problemi da D'Agostino sul tentativo di La Piana. Ancora la squadra in tenuta giallo canarino a cercare ancora con il suo numero 10 la conclusione dalla distanza. Ancora il pallone che sibila lontano dalla porta difesa da Bernardino D'Agostino. Poi questa azione sulla destra del Pompei con la palla messa in mezzo per Leven, il quale cicca l'appuntamento col tiro. Per sua fortuna era in fuorigioco, forse ancora in offside, il numero 9 del Pompei, che questa volta prova a servire in mezzo ai compagni
c'è questa girata di puntoriere deviata in calcio d'angolo. Poi sugli sviluppi della palla inattiva, il tentativo da parte di Sepe con la palla che si perde alta sopra la traversa, poi opportunità enorme per il Castrum Favara che sbatte 2 volte sul muro rossoblu. Infine conclusione di Baglione che si perde fuori. Occhio a questa azione insistita sull'out di destra da parte del Pompei con la corsa ancora da parte di Sepe, il pallone è messo in mezzo, la correzione vincente e il vantaggio da parte del Pompei che sblocca la partita e dunque 1-0 firmato da Urino, entrato dalla panchina, e allora Castrum Favara che si getta all'assalto dell'area del Pompei, qui questo tiro cross insidiosissimo da parte di Baglione non trova una correzione, calcio d'angolo successivo, la palla che arriva in area, il colpo di testa tentato da Varela con la palla che non arriva tra i pali, poi ancora un cross dalla sinistra, altra correzione di testa e palla che si perde fuori sul tentativo di Vaccaro, la palla che però finisce vicinissima ma non all'interno della porta del Pompei. Altro tentativo di Baglione che mette in mezzo il pallone, allontana in qualche modo la difesa del Pompei sull'insidia di Varela sul secondo palo. Altro tentativo ancora Baglione che lascia alla conclusione Mancina, palla che si perde fuori, può respirare il Pompei che sull'azione successiva batte un calcio di punizione e il signor Ravara della sezione arbitrale di Valdarno fischia 3 volte, vince ancora il Pompei che conferma la sua supremazia sul Favara. Da Sportisil è tutto, alla prossima. Rientriamo dunque dopo le immagini della vittoria del Pompei sul campo del Favara, quasi un anno dopo quella semifinale nazionale dei playoff in cui proprio i campani poi con quel successo, diciamo, nei 180 minuti contro l'allora Pro Favara si involarono, battendo poi tra l'altro un'altra siciliana, ovvero sia il Modica, alla promozione in Serie D. Andiamo a vedere, mentre Salvo Geraci in sottofondo manda la classifica del girone I di Serie D, andiamo a vedere quello che sarà il programma del 28esimo turno, come diceva poc'anzi il buon Paolo Vinci, collegato da Siracusa. Altre 7 partite da giocare, la prossima si giocherà il 23 marzo e c'è subito un'Acracas Licata, uno scontro al fondo della classifica oltre che un derby. Poi Pompei Ragusa, Locrigia Virtus, Nissa Città di Sant'Agata, Paternò Enna, il derby calabrese tra San Biase e Regina, San Cataldese Scafatese, derby siciliano Siracusa Castrum Favara e infine la Vibonese ospita la Cireale. Noi abbiamo concluso con la finestra sulla Serie D targata Lo Calcio, voi naturalmente non andate via perché come di consueto seconda parte dedicata ad eccellenza e promozione, sono già pronti qui fuori dal nostro studio Salvorifici che torna dopo una settimana di assenza squalificato al giudice sportivo di Lo Calcio e come detto prima Peppe Duro, centrocampista del Regina Mundi, con lui naturalmente parleremo dello scontro diretto di ieri contro il Montelepre, ma non solo. Piccolo break e poi torniamo qui con Lo Calcio.
Buonasera, nuovamente in diretta Sport Easily. Mi è mancato una settimana perché causa lavoro non ero seduto su questa poltroncina che rifaccio mia dopo quindi 2 settimane. Questa sera parleremo chiaramente come ogni lunedì dalle 21:15 in poi di eccellenza e promozione, dopo aver parlato con Francesco di Serie D, e lo facciamo in compagnia di un centrocampista che definire tale non è corretto leggendo le statistiche, perché da oggi in poi sarà bomber Peppe Duro. Ciao Peppe. Buonasera, ciao ragazzi. Francesco, buonasera anche a te. Buonasera. Sai cose sono le influenze familiari? Ha imparato come si fa gol e quindi Tra l'altro quest'anno tanta roba, Peppe, ne parleremo nell'arco della trasmissione. Io mi dispiace per lui, perché quando abbiamo noi invitato Peppe, ed era, diciamo, penso giovedì, venerdì, insomma, sapevamo che avrebbe disputato una grandissima partita, perché nel weekend si è giocato Regina Mundi Montelepe. La speranza era quella per lui, chiaramente, perché non abbiamo chiaramente delle favorite o comunque preferenze di una o dell'altra squadra. Speravamo che Peppe potesse essere presente con un po' di Con un viso diverso. con un sorriso più spiccato. Così per lui non è stato, ma ce ne parlerà tra poco, perché Peppe, appunto, come per chi non lo sapesse, gioca nel Regina Mundi che ieri praticamente si è giocato buona parte di stagione, se non tutta, oserei dire, contro il Montelepe. Una vittoria avrebbe portato praticamente il Regina Mundi ad un solo punto dalla capolista, perdendo invece, diciamo, ha perso un bel po' di strada. Ne parleremo tra poco, perché, ripeto, prima affrontiamo il capitolo eccellenza, che Peppe segue sia per una questione affettiva, perché ha fatto parte di tante squadre di quella categoria, sia perché comunque si ha tanti amici che ruotano. Io ti seguo spesso sui social, sei molto amico di Prezzabile, Di Alessandro, sì. Alessandro, che sta facendo un grandissimo campionato. Tra l'altro qualche settimana fa, sbagliando quel rigore contro lo Sciacca, aveva, diciamo, un pochettino toccato il fondo, tra virgolette, sportivamente Sì, parlando. Poi invece ha fatto tanti gol È di riuscito subito dopo, praticamente. È la partita più importante. Esatto. Quindi a te ti chiedo, per rompere il ghiaccio, la tua opinione sul duello Athletic Palermo-Gela, sia da un punto di vista dell'altro, anche perché nel Gela c'è anche Aurelio, che è un tuo carissimo amico, nonché ex direttore. Quindi fammi un po' la panoramica della tua opinione su questo giro. Ma guarda, sicuramente sono 2 rose super attrezzate, fortissime per la categoria, secondo me anche superiori. Secondo me sarà una battaglia fino all'ultima giornata, perché se resteranno andando tante bene giornata dopo giornata, sia l'Athletic sia il Gela. Io non posso dirti se è una previta o no, però è chiaro che c'ho pezzi di cuore a Gela, pezzi di cuore all'Athletic, anche perché l'Athletic è una vecchia squadra, un vecchio Resuttana. Però alla lunga posso dirti, spero che la società che ha fatto meglio durante l'anno raccolga i frutti, perché è un bel traguardo. Io so che l'Atletico stanno facendo le cose fatte per bene, anche a livello di strutture e quant'altro, settore giovanile, quindi sarei felice in entrambi i casi, ecco. Mettiamola così. Approfittiamo di questa parentesi Athletic Palermo Gela per leggere quelli che sono i risultati della 25esima giornata di eccellenza del Girone A, che si è aperta sabato con il pareggio rocambolesco tra San Vito e Sciacca 3-3, con lo Sciacca che si è ritrovata più volte in svantaggio, poi praticamente al 50esimo, ovvero al 95esimo, ha pareggiato sul calcio di rigore e trasformato da Cipolla. Poi 0-0 tra Parmaval e Don Carlo Misilmeri, 5-1, altro risultato pirotecnico tra Accademia Trapani e l'Ascari di Cefalù, 2-1 dell'Athletic Palermo, che ha faticato contro il Casaccia, ha segnato all'87esimo la rete del vantaggio, con il solito Salazar, che diciamo forse è una dei giocatori più sorprendenti positivamente parlando dell'Athletic. Folgore ha vinto 3-0 contro il Marsala. Il Marineo, grandissima vittoria, importantissima in termini di salvezza contro il Partinico, 1-0, 2-0 del Piana sul Castellammare e 4-0 del Gela sul Castelbuono, per una classifica che vede l'Athletic Palermo sopra il Gela di 4 punti, 62-58, 10 punti di distacco, quindi virtualmente in questo momento non si farebbero i playoff, perché il Gela ha 10 punti di vantaggio sullo Sciacca terzo, quarto il Misilmeri a 42 punti, così come il
San Giorgio Piana, 37 Panormal, 36 Accademia Trapani, 34 Marsala, 30 Castellammare, 28 San Vito, 27 Folgore, 25 Super Giovane Castelbuono, 22 Partinico, 21 Castellaccia, 20 Oratorio San Cile Giorgio Mereo e 11 Lascari. Classifica molto bella in entrambe le visuali, quindi dopo averti chiesto di Athletic e Gela, ti volevo chiedere anche, diciamo, dal punto di vista, rimaniamo sempre da quella parte, perché altro pezzo di cuore è il tuo San Giorgio Piana, ex San Giorgio Piana di Pichinnice. L'anno scorso tu sei salito in eccellenza con il Piana, quindi ti voglio chiedere se ti aspettavi questo campionato da parte del Piana e anche, diciamo, questa zona playoff, se è composta da squadre che ti aspettavi o meno, e se secondo te si faranno i playoff oppure alla fine i 10 punti verranno o mantenuti o incrementati addirittura. Allora, per quanto riguarda il Piana, sono positivamente sorpreso, perché è una società seria, formata da persone per bene, che fanno di questo, oltre che una passione, perché rappresentano una popolazione, ma soprattutto a livello di squadra, mister Chinnici, che io l'ho avuto per un po' di anni, stanno facendo un gran campionato. Io sento Fabio Gaglio, il capitano, presente ogni giorno. Stanno bene atleticamente, messi in campo, tecnicamente, quindi onestamente ti dico che a inizio campionato non mi aspettavo così tanto bene, però mi aspettavo sicuramente una salvezza tranquilla. A questo punto gli auguro di raggiungere quelli che sono i playoff, e a sto punto spero che poi alla fine si facciano, anche se quelle due stanno correndo tanto. Francesco, tu hai qualche curiosità da chiedere a Pep? Poi Io prima di chiedere curiosità a Pep la sparo grossa. La sparo grossa. Dammi Geraci, dammi la numero 1. Dammi la 1, come dicono quelli bravi, dammi la 1. Considerando che siamo a 10 punti di distacco tra Gela e Unitas Sciacca, considerando quanto forte è il Gela e quanto secondo me ormai sono centrati, per me i playoff non si fanno. In eccellenza girone A. Mi dispiace per lo Sciacca, anche se faremo un grande tifo mercoledì per lo Sciacca, anche se è una missione molto complicata a Barletta. Però io temo che sia successo quello che in molti temevano, ovvero sia che lo Sciacca non è stato bravo quanto bastava a gestire il doppio impegno e quindi non ha dosato bene l'energia, ha perso punti per strada, gli ultimi quelli di sabato, anche se il San Vito per ora bene, ha ritrovato fiducia. Siamo contenti per Mister Colombo, che abbiamo avuto qua proprio la settimana prima che venisse ingaggiato dal San Vito. È un peccato, perché un po' come è successo l'anno scorso, tante belle realtà che stanno facendo un buonissimo campionato. Peppe ha menzionato il Piana, c'era Don Carlo, c'è, perché no, anche la Parmobal poteva rientrare in lotta, e alla fine la supremazia di queste due squadre, Athletic e Gela, stanno venendo fuori. Invece, qui chiedo proprio a Peppe, ti chiedo, tu hai menzionato il Piana prima, però ti chiedo se c'è una squadra che, al di là ovviamente del Piana, ti ha sorpreso rispetto a quelle che potevano essere le aspettative iniziali. E tu hai detto sicuramente la Parmobal, sta facendo veramente un gran bel campionato la Parmobal. Io mi ricordo all'inizio di che se ne parlava, stavo facendo un po' di fatica ai primi mesi, agosto, settembre, però ne sono venuti fuori con un gran lavoro, secondo me anche del mister Mutolo. Stanno facendo veramente un gran bel campionato. Ormai credo che la salvezza sia quasi matematica, sì. La salvezza ormai sia, perché no puntare ormai? Provare a puntare a fare virtualmente, esatto. Impossibile però. A proposito di Barletta, noi abbiamo il mio tifoso preferito, Rocco Trentalange. Buonasera a tutti, mercoledì tutti a Barletta. Rocco, ci piacerebbe, però se tu vai aggiornaci, perché tifiamo chiaramente la Sicilia di Barletta. Assolutamente, ci mancherebbe. Non ti voglio dare questo dolore, visto che salvo li lancio io, gli highlights di Athletic Club Palermo Casteldaccio, 2-1. C'era andato vicino il Casteldaccio con quel rigore di Mocciaro, ma alla fine Zalazar ci ha messo la testa a 3 minuti alla fine, quindi vediamo. Amici appassionati dell'Athletic Club Palermo, un saluto e benvenuti, bentornati al Favazza di Terrasini
25esima giornata del girone A di eccellenza, Athletic Club Palermo contro SD Casteldaccia, partita molto importante, Athletic che viene da 3 risultati utili consecutivi, 3 vittorie importantissime dopo la sconfitta contro l'Unitas Sciacca, la vittoria contro il Cittadini Gela e la vittoria poi importantissima ancora di più contro il Castellammare, che portano l'Athletic Club Palermo in vetta alla classifica a +4 sul Cittadini Gela. Oggi l'Athletic vuole costruire, vuole mettere un altro mattoncino sul sogno, quello che sarebbe la promozione in Serie D. Dovrà farlo contro un Casteldaccia alla ricerca di punti importantissimi per la salvezza. Qui il pallone giocato in regolo, che colpo di testa! Il pallone che finisce al lato di poco. Ha dato l'illusione ottica del gol, il colpo di testa di Micoli, pallone che però si perde sul fondo. Si comincia dunque alla rimessa ancora di Calandra, stavolta primo pericolo creato dalla formazione mister Filippo Raciti con il tank Micoli. Prezzabile. Pedro Torres porta avanti il pallone, Spinola si intromette e poi calcia, pallone che si perde molto al lato rispetto alla porta difesa da Calandra. Primo tentativo però per Leo Spinola. Insidis, Valenza apre con il Mancia a cercare Bongiovanni nel rigore, c'è Bongiovanni! Eccolo qua! Il gol del numero 8 dell'Athletic, Bongiovanni con uno dei suoi inserimenti è affezionato a quella porta, ha siglato qui tutti i suoi gol. Bongiovanni 1-0 per l'Athletic. Mazzotta, adesso possesso palla Athletic. Sangaré alza per Spinola, pallone che arriva adesso a Apprezzabile, largo a cercare Bongiovanni sulla posizione di Torres. Bongiovanni da un'occhiata in area di rigore, va a cercare il movimento di Micoli di testa, respinta di Calandra, pallone in corner, sta alzando i giri del motore dell'Athletic dopo il gol dell'1-0. Sì, per i giocatori di talento della formazione mister Filippo Reciti. Torres per Apprezzabile, quel pallone giocato in area di rigore, occhio, arriva Micoli, Calandra, intervento super da terra, toglie il pallone del possibile 2-0 del tank, proprio avanti, forse qualche centimetro rispetto alla linea dei difensori. Occhio qui all'entrata di Pucci, calcia con il sinistro, pallone alto, perde alto sopra la traversa. Pucci, poi Mazzotta, Valenza, Salazar, gli spazi stretti, Mistretta, lotta, ricomincia dietro, Valenza, di prima il tocco a cercare il movimento di Salazar che è in posizione regolare, sì, Salazar potrebbe anche calciare, pallone che finisce, no! Anticipo di Abate prima che il pallone possa toccare la linea. Centrale da Fazio, apertura. Qui Bongiovanni addomestica il pallone, deve ricominciare dietro, occhio al contatto e c'è calcio di rigore, intervento in ritardo di Bongiovanni sul Cerif e occhio a questo possibile highlights del match, quando siamo sull'1-0 e al 28esimo di gioco, opportunità per il Casteldaccia di trovare il pari. Tutto pronto, fischia il direttore di gara, Mocciaro contro Romano, va Mocciaro, pallone centrale. Si butta Romano a destra, gol del pari 1-1 del Casteldaccia. Con Bongiovanni e Salazar a fare i terzini. Terzini molto offensivi, quel pallone per Salazar di testa! Proprio Salazar! Il terzino di spinta sigla il gol del 2-1, pallone splendido! Quello di Concialdi e Salazar che ci ha creduto, ha chiuso sul secondo palo e di testa batte Calandra, 2-1, torna in vantaggio l'Athletic Club Palermo. Gol per l'Athletic Club Palermo! In area di rigore il pallone, Torres di testa, diventa giocabile per Cerif, arriva Birardi che spazza via il pallone ma non c'è più tempo, triplice fischio del direttore di gara, Athletic che con sofferenza conquista 3 punti qui al Pavazza contro un Casteldaccia al Maidomo, finisce 2-1 per la formazione mister Filippo Raciti che conferma il primato.
Rientriamo e ci è voluto Zalazar, forse l'uomo che non ci aspettavamo per battere un Casteldarcia comunque in emergenza perché Sferruzza è squalificato, anche altre assenze importanti. Piccola bacchettatina per Andrea Barraco, si chiama Mocciaro e non Mocciaro, ma questa è una cosa nostra. Peppe, tanti amici tuoi ieri in campo da una parte e dall'altra. Inaspettato questo Athletic, non tanto il Casteldaccia e Fossofino Athletic che conosciamo, Pietro Tarantino, conosciamo il Casteldaccia, la squadra rognosa, non ci aspettavamo anche in base a quello che è successo nelle ultime settimane un Athletic così in difficoltà nel sbarazzarsi, tra virgolette, del Casteldaccia. Sì, sicuramente secondo me, io non l'ho vista la partita, ma il Castellaccia avrà lottato fino alla fine per guadagnare questo punto. Importantissimo sarebbe stato per loro. Però poi la rosa, la qualità è venuta fuori, anche perché sarebbe stato un pareggio molto complicato per l'Athletic, visto poi il risultato del Gela. Quindi diciamo che alla fine sono riusciti a rimettere le cose a posto e a evitare catastrofi a discapito del Castellaccia. Se leggiamo qualche messaggio, Rosario Costanova, Forza Bagheria Calcio, mentre Ivan Di Giorgio ci fa un bel complimento, la trasmissione più qualitativa del panorama calcistico regionale. Cammuca, Aurifici e il giovane Geraci addetti ai lavori che danno lustro al calcio regionale. Beato te che sei giovane, Geraci. Grazie. Comunque ridevo perché Peppe si è chiamato un commento che era leggerai. Sì. Mattia Campisi saluta, ciao Mattia, ciao Peppe, persona seria con grandi doti calcistiche, ti scrive Marco Locacciato, Peppe Duro Prime, insomma, Jack Serio. Buonasera a tutti, un saluto speciale a Peppe Duro e Alessandro Prezzabile, parlavamo un po' di lui. Complimenti alla determinazione della squadra del Casaccia, ma il nostro Atletico ha meritato la vittoria. Sono d'accordo, poi sei bellissima. Gioacchino Serio, Pickman sei tu, dice Gioacchino. Non so. Jesse Pickman. Ah, ok. Quindi. Ah, vabbè, l'ha scritto pure male. Scritto male, infatti. Jack. Per gli appassionati di Breaking Bad. D'accordo con Marco Locacciato, alla fine la vittoria è meritata. Corifici, raccontaci la partita. No, io non ero presente, poi ho visto degli spezzoni. Giusta la vittoria. È chiaro che poi ti trovi a 10 minuti alla fine 1 sull'1-1 tenti di arrivare al pareggio, ma è giusto che ha vinto l'Atletico, non c'è nulla da dire. Che partita abbiamo, Francesco? No, super giovane Castelbuono okay. Gela. Io chiamerei a testimoniare Salvo Geraci, ma non lo voglio distogliere dalla sua poltrona per citare Fantozzi in pelle umana a fare regia. Vittoria netta. Gela, però anche in questo caso avversario incerottato perché c'erano assenze, c'erano giocatori comunque a rientro da infortuni, giocatori squalificati. Va da sé che comunque tanto il Casteldaccia quanto la Super Giovane non puntassero su queste partite, lo ha detto anche Vittorietta a fine partita, non sono queste le partite in cui cerchi punti salvezza. Lì forse il Gela più dell'Athletic ha, tra virgolette, marcato il territorio, come a dire, fin dall'inizio. Con una prestazione più convincente sicuramente. Ha fatto gol subito con Sessa che ha fatto doppio. Da altre cose 4-0 in cui non segnano gli attaccanti, perché segnano 2 gol Sessa, 1 Privitera e 1 Vincenzi. Tanto Privitera ha fatto un Eurogol molto simile a quello che ha fatto Jack, no? Sì, sì. Quello di Privitera l'ho visto grazie a Sportisili. Oggi quello di Jack l'ho visto grazie a Jack che l'ha postato. Sì, infatti. Quello di Jack è addirittura molto più importante perché quello è il gol dell'1-0. Quello di Jack. Sì, quello è lo 0-3 comunque, al 33esimo minuto, quindi è tutta una numerologia che si ripete. Andiamola a vedere perché magari c'è qualcuno che non l'ha visto. Esatto. No? Castelbuono, Gela 0-4. Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geraci, siamo live dal Luigi Failla di Castelbuono, provincia di Palermo e Super Giovane Castelbuono, Gela, giornata numero 25 del girone A di eccellenza siciliana. Con la Super Giovane a un punto sopra la zona playout, colpo di testa angolato del Gela con Alfonso Sessa. Dopo 4 minuti i biancazzurri sono avanti 1-0, la prima occasione della partita. Il gol di Sessa. Caronia, doppio passo, si ferma. Solito cross a rientrare il pallone dentro. Sessa si gira, calcia! Sessa e doppietta per lui su 2 tiri in porta effettivi del Gela. 2-0 della squadra di Cacciola. Vincenzi, Sessa di prima.
Penisi con il tacco liberare, ma si rimane lì. Privitera da fuori, calcia! Mamma mia, tutti in piedi per Santo Privitera. Cosa ha messo là sopra? 3-0 Gela, fantastico. Pallone in mezzo, il tiro voluto da Salvadori. Cross di Gigante Vincenzi fuori lo stadio. Il gelo qui con Privitera che conduce l'azione, si allarga Gigante, in area c'è Sessa. Gigante, passaggio per Privitera che si inserisce, blocca il pallone in piena area, serve dietro Gigante, Caronia. Il destro non è il suo piede, pallone bloccato per il Gela, batte Privitera. Il pallone in mezzo verso Gambuzza, liberato, c'è Gigante al volo, oltre la traversa. Cross, risponde Campodonico, pallone in area, Vincenzi ce l'ha sul destro, calcia adesso, il gol del 4-0, segna anche e ancora Amedeo Vincenzi. Punizione super giovane con la Vardera, prova il tiro, prende in faccia Savasta, poi il tiro da fuori. Si va con l'angolo corto, Caronia in mezzo, di testa Savasta. Coppa, Cotugno, fallo, no, di Gambuzza, si continua però per il vantaggio, cross in mezzo, la Vardera di testa, sfiora il palo. Allora Privitera, lancio lungo, ultimo contropiede del match con Cocimano. In mezzo c'è Arcidiacono, anche Savasta, Cocimano a sfidare Vincenzo Mazzola, prova il cross morbido, c'è l'angolo acquistato da Salvatore Cocimano, ma si può anche concludere qui questo match ufficiale, il 4-0 del Gela a Castelbuono in casa della Super Giovane. Allora, siccome noi siamo molto amici di Peppe Duro, gli vogliamo dimostrare tutta la nostra benevolenza, dopo aver visto l'ex squadra Athletic Palermo e dopo aver visto l'ex squadra, no l'ex squadra, ma ex amici sportivi come il Gela, adesso abbiamo conservato anche un altro, altri 2-3 minuti di immagini del Piana che ha vinto 2-0 quest'altra partita contro il Castellammare, che a microfoni spenti, giustamente Francesco sottolineava, che sta attraversando un periodo non del tutto positivo, perché adesso io non li so a memoria, non li conto, ma dico nelle ultime 7-8 partite penso che non abbia mai vinto. 2 punti nelle ultime 5 giornate, l'ultima l'ha vinta col Parfini Caudace. Ecco. Poi 2 pareggi e 3 sconfitte, di cui 2 sconfitte in casa. Che fino all'anno scorso il Matranga era Sì. il fortino del Castellammare, hanno fatto 4º posto, che comunque in un campionato dell'anno scorso, Favara, Nissa, diciamo che... Tra l'altro è vero che hanno 30 punti e non sono, diciamo, allarme rosso, ma dico giallo / arancione, sì, perché hanno, diciamo, intrapreso diciamo, una strada, diciamo, tortuosa, Sì, sì. e quindi in bocca al lupo chiaramente a Assolutamente. Tra Cardinale, l'altro Castronovo. settimana prossima c'è Castellammare Super Giovane e la Super Giovane in questo momento chiude la griglia play-out di A-5, quindi Potrebbe... partita rischiosa e la Super Giovane, diciamocela tutta, ha, non dico riposato ieri ma quasi, quindi mentre il Castellammare ora lo vedremo col San Giorgio ha fatto una partita sul pezzo, hanno preso una traversa sull'1-0, hanno avuto un'altra palla gol importante sempre sull'1-0 nel secondo tempo, l'hanno tenuta aperta, quindi diciamo che anche lì da una parte c'è una squadra che magari gioca a mente più, tra virgolette, leggera. Il Castellammare secondo me ha molto più da perdere rispetto alla Super Giovane e vedendo la classifica potrebbe sembrare un pensiero folle, però la squadra che gioca in trasferta secondo me in queste partite è sempre più, tra virgolette, tranquilla. A proposito, volevo pure appunto chiedere a Peppe, visto che ci siamo, la tua opinione su quelle che sono le squadre pericolanti, quindi medio-bassa classifica,
Ti chiedo la tua opinione, chi tra queste la vedi più o meno... Forse c'è pure la Folgore. C'è la Folgore che è a Perché 27, sì, tra l'altro domenica c'è Casteldaccia Folgore, quindi anche lì questa è un giornata ci sono partite molto... bello scontro. La Folgore ieri si è ripresa i 3 punti che ha perso col giudice Col sportivo Marineo, del Va Marineo. bene, Sì. quindi come la vedi questa situazione? Perché abbiamo ben chiaro il tuo pensiero su, diciamo, Sulla parte parte- medio alta, parte medio bassa, come la vedi? Forse c'è il Lascari che già... Non aritmeticamente, ma ma quasi. è a meno Cioè, la 9. Sì, sì. Ecco, mandiamola anche a schermo Andiamo a la schermo, come classifica. vedi. Diciamo che la Superlegione che ha 25 è la squadra che in questo momento farebbe play-out in casa. Sì, il mentre- Castellammare, io penso che domenica si gioca gran parte del campionato dentro, sì. dentro casa. Sì, sì, in casa al Dentro Matrano, casa. sabato. Sala, barra Accademia, Sì, diciamo che lì diciamo sono sono un po' più tranquille. sì. Quelle che ancora sono tanto in corsa per provare a uscire, da Super Giovane Castelbuono a Castellammare, diciamo che qui si giocano gran parte, anche se Partinico e Casteldaccia, le partite mancano ancora 5 partite. 5 I giornate, punti a sì. disposizione ci sono, quindi non è ancora detta e fatta l'ultima parola. È ancora tutto aperto, sì. Il Lascari, è questa quella che- partita, esempio, vedevo un Lascari non dico in ascesa, ma comunque sia in ottima salute. Ieri ha perso 5-1, non mi aspettavo questa, anche perché l'Accademia è diciamo, un avversario vicino, classifica alla mano all'Ascari, perdere 5-1 sinceramente non me l'aspettavo, quindi questa purtroppo per gli amici di Lascari è una brutta cosa, forse. Certo. Dico, non c'è ancora la matematica, ma sono a 9 punti in mezzo dalla qualcosa di zona di salvezza, ne mancano 15. 15 punti. È Sì, sì, duro. 15 a disposizione. Forse, diciamo, Un'impresa. un'impresa, sì. Allora, vediamo se il Castellammare riuscirà a tirarsi fuori da questo periodo negativo. Intanto ieri ha dovuto soccombere ai colpi di... Abbiamo un VIP che comunque saluta Vediamo, chi è? Peppe, Chi è? perché a parte Enzo che come sempre ci saluta, Grande Enzo. Danilo Sutera scrive Duro un saluto, Duro sei il mio idolo, puoi salutarci, soprattutto parrucchiere. c'è un grande collega, proprio inteso come ruolo, perché c'è anche Claudio Calafiore che dice Giuseppe sei meraviglioso, vabbè dai fai anche il fenomeno, ora 15 gol e fai il fenomeno, questo sei. Sì, e fa 15 gol, diciamo. 13-2. 13-2, esatto. Avete mai 13 giocato più insieme? 2. Sì, con Claudio 3 anni al Due Torri, ho fatto 3 anni di insieme e mezzo anno poi alla San Cataldese. L'anno che ero under, poi lui ha continuato, sta facendo una grandissima, anche secondo me inferiore a quelle che sono le sue caratteristiche. Le sue... Io vedo, Merita sta mandando in video Favara Pompei, partita è questa, vedo Ah no, questa diciamo è la vecchia trasmissione della Serie D, perché La connessione di Salvorifici va a Carbonella, No, ragazzi, capitelo. Sta guardando quella della settimana scorsa, No, che no. non c'era. Pensavo, siccome Salve è forte in regia, che avesse messo qualche immagine di Calafiore. Talmente forte che hai dubitato Sì. di lui. No, ho detto, magari ha messo qualche immagine di Calafiore. Tranquillo, non è Salvo, lo così. licenzio a fine stagione, non ti preoccupare. E allora, dicevamo, San Giorgio Piana 2, Castellammare 0, vediamo com'è andata questa partita e se appunto il Castellammare, dopo questa debacle, riuscirà a invertire la rotta. Due squadre che navigano in buona posizione di classifica, ma devono invertire la rotta perché entrambe vengono da 2 sconfitte consecutive e il sogno playoff si avvicina sempre di più al rush finale. Amici sportivi, buon pomeriggio e buona domenica da Piana degli Albanesi, Stadio Licaoli, e la sfida fra San Giorgio Piana e Castellammare Calcio, 25esima giornata del campionato di eccellenza siciliana Girone A. Subito una rimessa laterale per il San Giorgio. Scalisi viene a persi questo play, poi il cross che diventa un tiro! E spaventa Di Paola perché ha palleggiato con la coscia e poi ha messo questo cross a campanile. Riempie l'aria di fatta e maltese. La palla è per Chinici che va al cross, Adamo mette fuori, poi Pace, controllo e destro a giro Di Paola. Si distende alla sua sinistra, si è caricato Pace. Questa maglia. Pace, pane bianco, tutto al volo, ancora Pace subisce la spinta non illecita, poi Chinici! Trova una traiettoria balistica perfetta, sinistro nel 7, Giorgio Chinnici porta avanti il San Giorgio al minuto 15 all'improvviso su una palla vagante. E poi Piazza che aveva libertà, spazzò via questo pallone, Chinnici
per Pane Bianco che vuole tirare, diventa un assist su cui si avventa Maltese. Ancora per Chinnici che arriva al limite, un tocco in più. Pace controorientato di Giovanni Pace che vuole portare sul destro, può anche andare a calciare a giro, fuori di un soffio, ci ha provato ancora Giovanni Pace. Palla per Scalisi che controlla bene, si è inserita ancora Maltese sulla sua destra, ecco servito, cross di Maltese, deviazione per che si impenna ancora Scalisi, contatto, calcio di rigore. 37esimo, Maltese contro Di Paola, rincorsa lenta, Maltese, Di Paola ancora, gli dici no, secondo rigore sbagliato del 2-0 fuori da qui, ha sbagliato Adamo che ha bucato l'intervento, la può correre di fatta, arriva come un treno Maltese a sinistra, di fatta col dribbling, saltato Caronia, arriva Corso, di fatta vuole andare in porta con il destro, Di Paola respinge, tutti dentro tranne Musso e Piazza, palla dentro, colpo di testa, la traversa, l'ha presa Tarantino prima di tutti e su questo brivido si spegne il primo tempo, colpo di testa, Scalisi controlla, palla dentro, Maltese, largo c'è di fatta che Maltese con la finta, c'era Solisso di fatta che per questo palla si è un po' intestardito, poi Corso prova il destro, di controbalzo face per Di Paola, si è un po' intestardito, Maltese alla grande, poi Corso, triangolazione con Pane Bianco di classe, poi c'è il San Giorgio verticale per Maltese, poi c'era Tarantino che lo teneva in gioco, sinistro di Maltese. E la risposta di Di Paola che dice no, era tutto regolare. 22 minuti ancora da giocare. Guaiana sventagliata col sinistro per Frisella che arriva in area, sinistro dentro sul secondo palo. Oliveri da 2 metri alla porta, ha sbagliato un gol senza senso. Pizzolato a lottare, Corso a dare fastidio, Oliveri spedisce avanti su Taibi e controlla bene, poi calcia col destro, ha lavorato benissimo, Dario Taibi, stop, palla a terra e destro incrociato largo. Lungo Tarantino Lemani, adesso anche Frisellina, la palla è lì, Messina che un calcio di rigore, Oliveri non riesce a girarsi, è tutto grave, poi Frisella, cross in rovesciata alla Trezeguet, poi il destro di Pizzolato, altissimo anche questo. E allora contropiede San Giorgio, 4 contro 3, corre Pace che fa 30 metri, d'altra parte Maltese, Pace dentro, Maltese, stoppa, Maltese! La chiude, Totò Maltese che si riscatta dopo il rigore sbagliato, mani alle orecchie, si scrolla, un po' di energie negative di dosso dopo un periodo complicato, anche questa una partita non sicuramente facile per il rigore sbagliato. Rinvio corto di Sissé su Chinnici, Corso, Chinnici, è finita, Allicauli ha vinto il San Giorgio Piana, ha vinto per 2-0, la firma nel primo tempo di Giorgio Chinnici, nel rigore sbagliato da Salvatore Maltese, che poi nel secondo tempo ha saputo riscattarsi e levarsi qualche sassolino alla scarpa, qualche energia negativa. Torniamo in diretta, erano queste le 3 partite che dovevamo e volevamo farvi vedere prima di passare a parlare del campionato di promozione girone A, che è quello, il campionato titolare del nostro qui presente Peppe Duro. Però prima di questo dobbiamo andare a leggere quelle che sono le vicende accadute nel girone B di eccellenza, caro Francesco. Perché che ieri sì, un bel danne, come si bel dice dalle nostre parti, perché c'è stato lo scontro diretto tra Modica e Milazzo. Ha vinto il Milazzo sul campo del Modica a rigore di La Spada, ma nel dettaglio andiamo a vedere proprio i risultati di Eccellenza Girone B anche in questa cosa giornata numero 25, con Città di Mister Bianco Lenfortese 1-2, Imesi Atletico Catania Città di Aci Sant'Antonio 2-2, Ionica Rosmarino 0-0, Leonzio Mazzarrone 3-1, quindi Sebbi Catania batte Sasautro. Modica Milazzo per l'appunto 0-1, Nebros Palazzolo 2-1, Real Siracusa Avola 1-2 e infine Vittoria Gioiosa 3-0. Per una classifica che adesso vede 4 squadre in 4 punti, quindi Milazzo e Modica a 53, col Milazzo avanti per gli scontri diretti. Vittoria 50, Avola 49, Nebros 47 e queste farebbero, fino alla Nebros farebbero i playoff. Leonzio 34, Imesi Atletico Catania e Palazzolo 32, Leonfortese 31, Gioiosa e Ionica 30, Rosmarino 28 che apre la zona playout, che vede anche Aci Sant'Antonio a 25, Mazzarrone a 21, Real Siracusa Belvedere 17, chiude, è ormai prossima al verdetto di retrocessione in promozione, il Mister Bianco. promozione girone A.
un campionato avvincente come non si vedeva da tanto tempo. A dire la verità, anche l'anno scorso è stato bello, però l'anno scorso è stato bello, ma aspettato. Diciamo, ce l'aspettavamo, le squadre che dovevano lottare per vincere qualcosa erano quelle. Quest'anno, diciamo, il Montelepro è un pochettino scombinato i piani, positivamente parlando, perché aspettavamo una lotta a 2, poi a un certo punto si è aperta a 3, poi nuovamente a 2, poi nuovamente a 3. Alla fine penso che dopo ieri, purtroppo per qui presente Peppe Duro, sia tornato a 2, ma non perché ha perso, perché intanto chiaramente adesso mancano meno partite alla fine, e poi perché con la sconfitta, mi dicevi che io purtroppo non ho seguito bene, tu per esempio Sì, questa cosa io sì. l'ho saputa tramite le No, ma lo calcio porta bene, la cosa è giusta. No, e poi Io cambierei lo slogan, fossi in te. sono stati espulsi altri 2 giocatori, sono in 3 espulsi. Sì, sì, E sì. quindi chiaramente alla prossima partita meno 3 giocatori, quindi questa non è che sono stati espulsi i 3 ultimi arrivati. Duro, Mustacciolo e l'altro che Namio. è Namio. È Namio. Quindi parliamo Ne hai del detti 3 proprio capito? Tipo robetta. non so, Cristiano Ronaldo, Mbappé, capito? Orifici, Cambuca e Geraci, hai Bravo, detto. quindi prima di analizzare la situazione tutto piano, cioè tutto tondo, dimmi quello che è successo ieri, che partita è stata, dall'inizio, lo svolgimento e poi alla fine, se il risultato è giusto, insomma, che Montelepre è visto, anche perché Montelepre, praticamente quella di ieri, per loro soprattutto, era una partita praticamente da dentro fuori, perché rischiavano da primi di ritrovarsi addirittura terzi, che a pari meteo sarebbero rimasti. Intanto io voglio fare i complimenti perché è una bella squadra. Come hai detto tu all'inizio, forse non ce l'aspettavamo nessuno di trovare un Montelepre così fino alla fine. Intanto noi la partita l'abbiamo preparata come ogni settimana. È chiaro che sapevamo che sarebbe stata una partita più importante rispetto alle altre, anche perché mancano 4 partite alla fine, quindi noi ci giocavamo praticamente il dentro fuori, anche se a me hanno sempre insegnato che fin quando la matematica non ci condanna, noi dobbiamo essere sempre a lottare fino all'ultimo. La partita è stata una partita maschia da zone alte della classifica. È chiaro che poi gli episodi, quando prendono una direzione, sono un po' quelli che certe volte ti cambiano la partita. Noi siamo partiti forti, abbiamo avuto 3-4 occasioni da gol che non abbiamo sfruttato. Loro sono stati bravi con i giocatori più forti che hanno in squadra, che sono Sumando e Bizzocero, a capitalizzare bene le occasioni che hanno avuto. Tra l'altro poi noi, per quello un po' che si è sentito, abbiamo un po' subito quelle che ci sono state anche situazioni esterne da campo, che ci tenevo a specificare, perché ormai sono usciti su tutti i Esatto, sì. giornali. Noi squadre e staff siamo completamente estranei e contro tutto quello che è successo fuori dal terreno di gioco. Quindi è stata una partita un po' così. Ahimè, finisco la partita e non so se adesso attendiamo le giornate di squalifica. Se è finito addirittura il campionato, quindi attendiamo adesso il responso della squalifica. Io spero di tornare ad aiutare la squadra per queste ultime partite. Quindi intanto faccio i complimenti anche se non è finito il campionato, perché se ne fino all'ultimo anche è Bagheria. Leggiamo subito i risultati e vediamo la classifica e poi ritorniamo a te. Perché il Bagheria aveva già messo, diciamo, fiato sul collo sia al Regina Mundi che al Montelepre, vincendo 4-0, diciamo che era abbastanza chiamato questo risultato contro il Mazzara. Il Fulgatore invece ha espugnato Terrasini vincendo contro il Renzo Piccolo 4-3. Bella vittoria e sono contento per gli amici dello Sport Palermo di Mauro Gagliano contro l'Aspra 2-1. Un Aspra mezzo rivitalizzato, perché contrariamente alle 2 settimane fa non ha schierato tutti gli under, ma ha richiamato alla base qualche giocatore, qualche grande. Sentito. Da quello che dicono da fonti certe, dopo una chiamata dalla federazione, so che la federazione ha chiamato l'Aspra per dire di onorare quest'ultima, Che è giusto. quest'ultima parte, richiamando più giocatori possibili. Così è stato fatto, e infatti ieri è stata una partita vera, che per fortuna dello Sport Palermo, visto che l'Aspra ormai gli obiettivi li ha abbondantemente raggiunti, ovvero quello della salvezza, lo Sport Palermo invece ha necessità di questi 3 punti. Il progetto batte il Bagheria 90-011 1-0, così come la Margheritese sull'Alcamo. Del Montelepre ne abbiamo parlato, e poi 0-0 tra Cus e Valderici, per una classifica che vede il Montelepre a quota 52, un punticino sopra il Bagheria, Bagheria Calcio. Regina Mundi è a 6 punti dalla
prima in classifica, è a 5 dalla seconda, 39 punti per il Cus Palermo, 33 per il Borgetto, così come il Fulgatore, 30 per Alcamo e Aspra, 28 Margheritese, 22 lo Sport Palermo che si allontana di 5 punti dalla zona pericolosa, 19 Pagheria 90-011, 17 Mazzara, 16 Valderice e 11 Renzo Piccolo, che in questo momento sarebbe retrocessa, con Mazzara e Valderice a giocarsi il play-out, con il Mazzara in questo momento favorito dal fattore campo. Peppe, inizialmente, chiaramente quando uno va a fare una squadra, perché tu l'anno scorso facevi parte del San Giorgio Piana, quindi diciamo è il tuo primo anno a Regina Mundi, però come spesso ti accade negli ultimi anni ti muovi magari con qualche giocatore, tipo, penso a Gabriele, siete diciamo una coppia sportiva ormai affiatata e sposate dei progetti 99 su 100 vincenti, perché Sì, dove andate voi si va a fare bene, così come state facendo bene quest'anno. perché in classifica fino a ieri potevate essere addirittura secondi. Secondo quelle che sono state i programmi di inizio stagione, secondo te è mancato qualcosa? Avete, diciamo, fatto meno rispetto a quello che erano le aspettative? Perché io, per esempio, penso che inizio stagione c'era un altro allenatore, avete cambiato allenatore, Sì. sono stati cambiati tanti giocatori. Quindi, dal tuo punto di vista, sei una persona, oltre che seria in campo, anche fuori dal campo, secondo te qualcosa non è andato come doveva andare? Ma guarda, Salvo, intanto è chiaro che siamo partiti con tutti i buoni propositi, anche a livello societario, per quanto questa sia una società, tra virgolette, nuova per queste categorie, anche fatta da persone che sono, prima che dirigenza, sono tifosi. È chiaro che proprio per questo potrebbe essere mancato qualcosina a livello di esperienza. Durante l'anno le difficoltà sono in tutte le società, da quella che costruisce il campionato per vincere a quella che prova a salvarsi. E chi gioca comunque, chi è nel mondo lo sa, nel mondo del calcio lo sa. Noi abbiamo avuto tante difficoltà quest'anno, ti dico la verità, però siamo stati bravi a non disunirci mai anche a livello di gruppo, lo spogliatoio era sempre unito. Gran merito è stato anche e soprattutto sia del mister Gabriele Cipolla che del nostro capitano Marco, veramente, che ha tenuto lo spogliatoio, devo dirti, in maniera egregia, quando c'erano momenti in cui stavamo un po' traballando. Ecco, A dicembre forse c'era stato un a periodo dicembre sì, c'è stato negativo, sì. un periodo dove chi voleva allontanarsi, chi voleva andare via. Abbiamo deciso di continuare su questa strada. È chiaro che fino a 2 settimane fa eravamo in corsa per tutto, sia per la Coppa, sia per il campionato. Non è andata come volevamo, chiaramente. C'è un po' di delusione da parte di tutti, però ancora è lunga. Se saremo condannati ai playoff, giocheremo i playoff fino all'ultimo e poi tireremo le somme di questa stagione. Sì, perché alla fine quest'anno, seppur i playoff sono molto più difficili rispetto a Sì, qualche anno fa, però comunque sia alla fine una deve salire attraverso i playoff sì. e quindi proviamoci, No, certo, provateci voi. siamo in dovere di doverlo fare. Sì, voi una tra Bagheria e Montelepre È chiaramente dovrà chiaro, fare. certo. Penso che chi uscirà fuori da questo girone, forse il girone C è anche quello forte, dove c'è magari il Giarre, Sì, uno tra Como, Giarra e eh, Camarat, sì, 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 sì. anche se lì pure c'è l'Atletico, magari insomma quelli li conosciamo un po' meno, Sì. ma magari da questo parte, Giarre, visto che ci sono giocatori come appunto Gioacchino Serio, Davide Carioto, Lupo, diciamo da questo lato Grande squadra anche una grande squadra, quindi è un terno al lotto, è una sì, lotteria. è più complicato. È chiaro che sono poi più partite da affrontare, arrivi dopo una stagione che magari sei anche un po' stanco, Logorante, certo. è un po' pesante. Però ti ripeto, se noi siamo in dovere di doverci provare fino all'ultimo, lo dobbiamo a noi spogliatoio che siamo stati, abbiamo passato un po' quest'anno. Anche a livello, e ne parlavo con Gigi Prestigiacomo, che forse Gigi è stato il nostro, Francesco, uno dei primissimi Uno dei nostri. primi, sì, della stagione. E già quando lui è arrivato qui ed eravamo forse alla quinta giornata, per fare un numero, e già poi aveva avuto un sacco di problemi di infortuni e già l'allenatore era cambiato di quota forse da 2 settimane. Quindi già nel giro di 2 mesi, tanto per sparare Sì, un sì. numero, avevate avuto un sacco di infortuni. Per esempio lo stesso Gabriele ha avuto un po' Gabriele ci è mancato tantissimo. tantissimo, poi Morales Ma i vari Morales, abbiamo avuto infortunato Mercanti, e adesso Chiazzese, Vitale. È stata un'annata
travagliata sotto tutti i punti di vista. Per questo dico, noi siamo stati anche bravi a compattarci e provare fino all'ultimo di portare quelli che erano gli obiettivi a casa. Stabiliti. Allora, io ho una domanda relativa alla partita di ieri, poi mandiamo le immagini di Bagheria Mazzara, che è il nostro ok. contributo sulla promozione. Noi abbiamo avuto praticamente nel corso degli ultimi mesi sia Peppe Guida che Piero Gatto, che ci hanno un po' esposto quello che è sia il progetto sportivo del Montelepre che anche quello che è il modus operandi, quelle che sono le metodologie di lavoro del tecnico e del direttore sportivo. Ti voglio chiedere, tu che li hai affrontati ieri, che impressione ti hanno fatto, ma non tanto la forza della squadra, la forza dei singoli che conosciamo, ma anche proprio come approccio, anche come modo di affrontare la partita, perché io ho ancora stampato in testa un racconto di Peppe Guida che prima di un Montelepre Sport Palermo è stato rimproverato dai suoi giocatori che gli avevano detto che stava preparando la partita in maniera troppo intensa, la stava caricando troppo. E quella forse è stata l'unica partita in cui loro hanno avuto le difficoltà, una delle poche in cui hanno avuto difficoltà. Ti chiedo come li hai visti, anche semplicemente può sembrare una fesseria. L'arrivo al campo, l'uscita negli spogliatoi per il riscaldamento, che impressione ti hanno fatto da questo punto di vista? L'impressione che mi hanno fatto è sicuramente quella di una squadra, di un gruppo forte, che eravamo tutti alla stessa parte uniti, tutti i ragazzi erano uniti. È chiaro che è una società che sta puntando quest'anno forse a fare il salto di categoria. Io credo che per quello che si sia visto in campo e si stia vedendo in questo campionato, hanno preparato bene, hanno allestito una grande rosa. Per quello che si poteva pensare inizialmente, sono ragazzi che secondo me ben allenati anche, perché messi in campo per bene. A me quello che mi è saltato più all'occhio è la coesione di gruppo. Visto ragazzi che correvano il doppio rispetto al compagno perché hanno visto in difficoltà, quello che noi, tra virgolette, abbiamo anche un po' subito alla fine, loro si sono fino al 90esimo, hanno lottato su tutti i palloni perché sapevano che quella di ieri era la partita, tra virgolette, più importante del campionato. Quindi questo è quello che sicuramente poi a livello societario non posso dirti com'è, però è chiaro che stanno facendo bene l'innegabile, sotto gli occhi di tutti. Come sta facendo bene Montelepre, sta facendo bene anche il Bagheria, che sta facendo un grandissimo percorso che forse viene messo un po' in ombra appunto da questa super stagione da parte del Montelepre, ma praticamente le stagioni sono molto simili in quanto si tolgono solamente un punticino. Quindi vediamoci questo successo da parte del Bagheria che ha vinto 4-0 contro il Mazzara. Buon pomeriggio a tutti amici e amiche di Sportisili e benvenuti a questa partita che apre la giornata di promozione. Benvenuti a Bagheria contro Mazzara. Un saluto qui da Gabriele Rispetto, un saluto a tutte le donne, le signore e le ragazze che ci stanno ascoltando e auguri per questa festa. Attenzione però alle giocate al tiro provato, subito accentrandosi da parte di Lucera. Allora ancora palla per i bianchi, cross rimesso al centro per nessuno. Fiorentino a girare per Lucera, ottimo il controllo del 10, se c'entra Lucera, l'ha parato un'altra volta il Giacalone, rimane lì la sfera. Arriva il vantaggio del Bagheria, arriva con Giglio, va la cara K a destra, Giglio più centrale, ancora lui, arriva Gai che lascia Di Giorgio. Il miracolo autentico qui di Giacalone che ha fatto una grande parata. Di sinistro trova in che modo Lucera, ancora il 10, Lucera è in aria, va col destro, troppo sotto, gli rimane il pallone, Giacalone la fa sua. Il controllo di Lucera che corre a sinistra, Lucera, ancora lui in aria, le giocate ubriacanti del 10 che poi appoggia dove c'è Caracappa. La rete del numero 19, perché ormai siamo oltre l'unico minuto di recupero. Perde però palla il Mazzara, palla buona al centro per Lucera che va sul destro, ancora Lucera mette a sedere il portiere e c'è anche il 3-0 del Bagheria con Lucera. Ancora gli scambi qua precisissimi a cercare Lucera che salta il portiere con il pallone
fuori gioco, ma non era sicuramente Lucera a essere in posizione irregolare. A cercare Lucera, che prova a saltare Giacalone, si interstardisce Lucera, anche a lui, palla al piede, sempre il 10. 4-0. Prova le giocate, lo scatto a sinistra, cross che arriva al centro, Stassi! Il pallone non è entrato. La parata di Seidita. La giocata provata a cerchiare Lo Presti, anche a lui. Lucera entra in aria, pallone al centro, Stassi fermato, anche a Lucera, prova il destro, alto, fischia 3 volte il direttore di gara, il Bagheria senza problemi e senza affanni trova una vittoria importantissima sotto la luce di Lucera. Torniamo, diciamo, partita sul velluto, ce l'aspettavamo tutti, dispiace per il Mazzara che chiaramente nulla poteva contro il Bagheria, anche se il Bagheria ha perso punti contro squadre inferiori sulla In carta. casa soprattutto. In casa soprattutto, ricordo partite che anche con la Margheritese, Alcamo, sì. Forse anche il Borgetto. Borgetto addirittura vinceva 2-0 e perso col Borgetto, no? Sì, Una, comunque due, ha perso 2-2, alla fine. ha perso sì, punti sicuramente. Diciamo che come ti ho chiesto della parte, diciamo, alta della classifica, ti volevo chiedere la sorpresa negativa di questo campionato secondo quello che è il tuo punto di vista. Secondo me ce ne sono diverse, però insomma se tu ne hai una, dice questa squadra mi aspettavo di più perché mi aspettavo che si salvasse o che facesse playoff o che lottasse per vincere il campionato fino alla fine. Guarda, ti dico sicuramente l'Aspra, nonostante siano comunque ancora in corsa per i playoff, ma mi aspettavo un campionato diverso, anche per i giocatori che c'erano, i giocatori che c'erano all'inizio stagione. Sicuramente qualcosina non è andata, anche se loro hanno cambiato l'allenatore a metà stagione, quindi poi non so quelle che sono le problematiche societarie che hanno avuto, però sicuramente mi aspettavo di più. Un'altra società che forse mi aspettavo qualcosina in più era il Purgatore. Pensavo potesse arrivare più tranquilla nei playoff, invece comunque sta arrivando adesso o perché mi sa che a 33 punti, una cosa del genere. Per questo fondamentalmente l'Aspra mi aspettavo che facesse un campionato diverso per quello che erano le premesse fatte in stagione. Tra l'altro buona parte di giocatori ex Piana, un blocco è andato ad Aspra, un blocco è andato Ciancimino, Gaio, Tarantino. Sì. All'Aspra c'è gente come Megna, Monti in attacco, poi Biondo, insomma, sì, una bella squadra. Una cosa, assolutamente. Poi insomma, chiaramente le cose possono cambiare, no? No, correggo, con il progetto è finita da 2-0 a 2-2, infatti sì, mi ricordavo che c'era questo doppio svantaggio. Bagheria c'ha 6 pareggi e una sola sconfitta, miglior attacco e miglior vittoria. E la sconfitta l'ha fatta con noi contro di voi, esatto, 3-0 in casa alla alla terza giornata di campionato. Francesco, io direi di andare a fare la carrellata dei risultati. Non vedevo l'ora. B, C e D, e poi torniamo con Peppe per l'ultima, diciamo, fase finale dell'intervista. E allora cominciamo girone B, giornata 22, Messana, Polisportiva Sant'Alessio 4-0, Valdinisi, Atletico Messina 3-1, Sant'Angiolese Villafranca 1-5, Aluntina, San Fratello Acquadolcese 3-6, Mistretta Orlandina 0-3, Nuova Rinascita Monforte San Giorgio 2-4, Promende Galati 3-0 per una classifica 4, 6, 9. È la Festival dei Gol. Festival dei Gol. Messana che rimane al comando, 58 punti ancora in battuta. La squadra messinese, 57 per il San Fratello Acquadolcese. In questo momento sbaraglia anche la concorrenza per un eventuale playoff perché l'Orlandina è terza a 41 punti. 39 per il Promende, poi Villafranca 37, Monforte San Giorgio 36, Mistretta 35, Valdinisi 31, Sant'Angiolese 27, Nuova Rinascita e Galati 20, Aluntina 14, Atletico Messina 13, Polisportiva Sant'Alessio 7 punti, girone C. Salvuccio, ti interrompo così prendi fiato, ma è l'unica squadra che è ancora in battuta. Dovrebbe, sì, perché il Niscemi ha perso. Sì, il Niscemi ha perso. Il Camarat, il Giarre e Voglia. Sì, quindi è l'unica. L'unica in tutto il Messana. Sì. Penso pure contando l'eccellenza. Sì, contando l'eccellenza sì.
eccellenza e promozione sicuro, poi non so, chiaramente le categorie più Prima più categoria basse, probabilmente qualcuna imbattuta ci sarà anche perché sono meno partite. però 22 giornate non perdere mai. Dai, Cobra, hai un tanto- compito fino alla fine della puntata, fatti vedere tutti prima, seconda e terza categoria e te li vai della Sicilia, della Dalla Sicilia, Calabria sì, in sì, giù. sì. Vai, girone C. Girone C. Tanta domenica vittoria, Aragona 1-2, Serra di Falco Camarat 0-2. Se non l'avete visto andate a vedere il gol di Jack Serio dello 0-1 perché è veramente una goduria calcistica quel gol. Belpasso Nicosia 2-1, Santa Venerina riposto 1-0, Castel Termini San Pietro Calcio 5-0, Gemini Villarosa San Sebastiano 1-0, ha riposato il Giarre e questo significa che il Camarat torna in testa, 49 punti contro i 48 del Giarre, testa a testa, bellissimo questo. Nicosia 37, Gemini 35, Belpasso 31, Aragona e Villarosa 30, Casteltermini, Santa Domenica Vittoria e Calcio Santa Verina 24, riposto 17, Serra di Falco 16, San Pietro Calcio 3 punti. Ricordiamo che il Gemini è nelle Fantastiche 4, a discapito tra l'altro del qui presente Peppe Duro, perché hanno vinto i quarti di finale contro il Regina Mundi di Coppa. Gli accoppiamenti credo che debbano ancora uscire, ma c'è Messana, insomma, Sì. begli accoppiamenti. Girone D per chiudere, c'è stato il rinvio a data da destinarsi di Aci Bonaccorsi Santa Croce, Frigentini Atletico Megara 0-2, Pro Ragusa Scicli 1-0, Gimnica Scordia Gela 3-0, Vigor Gela 3-0, Noto Calcio c'è Galatea 3-0, Aci Catena Città di Canicattini, non lo vedete in grafica ma è finita 4-2 e infine è saltato il primo verdetto della stagione perché il Nisce mi ha pareggiato a Priolo 3-3 e Poteva quindi festeggiare. poteva festeggiare e invece rimanda perché Niscemi a 4 giornate alla fine 58 punti più 11 sull'Atletico Megara che ha 47, Pro Ragusa 45, Priolo 39, Noto 37, Aci Catena 36, Gimnica Scordia 30, Vigor Gela 28, Aci Bonaccorsi 26, Santa Croce 22, Scicli 19, Frigintini 17 e poi Ace Galatea e Canicattini a 15 punti. Vabbè, hanno pareggiato apposta perché volevano festeggiare in Volevano casa. festeggiare in casa e Sì, chiamali fessi, poi, vabbè, giustamente. noi Il stiamo andando a campo nuovo, festeggiare so che hanno preso il campo nuovo. non puoi andare a festeggiare a Priolo Gargallo. Dico, Con tutto il festeggiare in rispetto, casa. diciamo. Contro- Salutiamo gli amici per lo guardare. Quindi là ci buon accorso, o settimana portate dolcini, una torta, un po' di spumante, perché insomma là si festeggerà, dico. E anche con un pari. Sì, sì, un punto. E quindi Sì, dico, là ci buon accorso tanto. Anche se sai che forse dipende dagli scontri diretti, perché il Megara ha vinto con l'Uniscemi al ritorno, non so allora, l'andata come è andata, però. dico, la Cibona Corsa è salvo perché ha 9 punti sulla, quindi non penso che vanno a rovinare la festa, quindi No, sì. un appello alla Cibona Corsa, non rovinate la festa. Dico, non parliamo di combine perché non è una combine. No, per carità, Andiamo che a poi ci festeggiare. accusano, No. capito? No, Ci lasciamo sta. stare. Questa è una delle poche cose che si può. Divertiamoci. E allora, Ma Peppe, dici perché mi rompo le scatole a fare le trasmissioni da solo? Maledetto. io vorrei essere a Nicea. Andiamo a Nicea. Domenica. Gita, tanto è qua dietro, no? Gita a Un'uscita Nicea. di autostrada e siamo arrivati. Esatto. Peppe, 13 gol in campionato, 2 in Coppa, 15 stagionali, una stagione per te personalmente al di sopra di quelle che sono le aspettative, ma che mantiene un trend medio-alto di diciamo, un po' di anni che ti stai dimostrando, diciamo, tra i capisaldi di questa categoria. Che tu da non so quanti anni fai promozione a vincere, nonostante sei un giocatore che potrebbe fare anche un'eccellenza di alta classifica. Ti volevo chiedere perché e se è una tua scelta non fare questa la massima categoria regionale o perché non hai ricevuto offerte? Penso di no. Magari lavoro, famiglia, insomma, spiegaci tu perché Peppe Duro non può giocare o magari a dicembre non ha giocato o non può giocare in eccellenza, ma preferisce fare questo tipo di campionato. No, allora, io un paio di anni fa, 4 anni fa, scendo dalla Serie D e giocavo in Lombardia. Sposo il progetto Resuttana San Lorenzo dalla prima categoria con Chinici, Conte. Lì sono sceso per un infortunio. Non volevo più giocare, ho detto mi trovo qualcos'altro da fare, mi iscrivo all'università. Si propone questa occasione del Resuttana e praticamente faccio prima categoria, promozione con loro. Poi è chiaro. Eccellenza, vinci il E campionato. poi in eccellenza dove resto fino a gennaio, quando poi mi fermo perché io ho aperto un'attività
quindi sono stato praticamente gli ultimi 2 anni a consolidare e avviare questa attività, che fondamentalmente non mi ha permesso è stato principalmente questo il motivo per cui io non perché qualcosina, qualche proposta c'è stata, non te lo nego. Però principalmente è stato bello. È chiaro che dopo una stagione del genere, mi piacerebbe, l'anno prossimo Diciamo puoi adesso sì, con il lavoro. sì, assolutamente. Ora che ho sistemato un po' di cose, posso assolutamente mi piacerebbe tornare, a fare un campionato diverso anche in eccellenza. È chiaro che a me sono sempre piaciuti comunque i progetti quelli, dove vai, c'è una bella piazza, provi a vincere, ti ributti in eccellenza con la squadra in cui vinci il campionato. Non è stato così a Piana perché appunto per motivi lavorativi poi sono tornato a Arbia perché sarei rimasto volentieri a Piana l'anno scorso. Stesso motivo poi è stato per il resto Piana. Quest'anno puntavo a fare il doppio salto E magari rimanere e restare sì. Se non sarà così l'anno prossimo vedremo un attimino il da farsi Quindi sicuramente. possiamo dire che se Regina Mundi farà l'eccellenza, Peppe Duro farà l'eccellenza Regina Mundi, buono, probabilmente. Se non dovesse essere così, cerchiamo squadre in eccellenza. Perché Facciamo vedremo cosa No, succederà. noi facciamo anche da così, da paraninfi, diciamo che vi troviamo le squadre, diciamo, che nonostante tutto lo calcio porta, a me dispiace che però La cosa bella di questa eccellenza, perché non era così fino a qualche anno fa, ci sono tante palermitane eccellenze. Armobal, comunque si dice Marinette, Sì, sei lì. Casteldaccia, Lascari, sono diciamo nel giro di 20 chilometri puoi Ci sono. andare, puoi fare l'eccellenza. Ma anche dall'altra parte Partini Caudace, comunque gioca a Esatto. Ferrasini, diciamo. Bravissimo. Quindi prima potevi scegliere tra uno o due società, invece già sono Quest'anno 7 c'è o certo più Sì, possibilità. tra l'altro a Castelbuono stesso, che è la più lontana di tutte Castelbuono perché magari è stata, però Sì. stadio nuovo, insomma, ti viene anche la voglia di provare a fare determinati tipi di campionati. Tu forse tu a Castelbuono ci hai giocato, no? Eravamo Eravamo per insieme. qualche periodo, per Sì, qualche mese sì. siamo separati, però diciamo conosci pure quelle piazze, Sì. quindi il prossimo anno hai modo di scegliere. Sì, sicuramente sono più libero da altri impegni. E qui viene fuori l'indole del direttore sportivo, Io lo Salvo prenderei sempre per la trentina di persone e poi per 12-13 gol lo prenderei Quest'anno. in promozione, lo prenderei al volo. Sì, ma non te lo fa lo sconto sull'ingaggio, non lo trattavi chi diciamo, Anche perché non li fa 12-13 gol. Spero di sì. È difficile che Certo, dei numeri, assolutamente. però anche se ne fai 7-8, un centrocampista che in eccellenza fa 7-8 gol, dico, buttalo via. Io mi volevo soffermare sull'aspetto che ha accennato Salvo, ovvero sia il fatto che tu sei stato un po' un profeta in patria, lo possiamo dire, perché hai giocato alla Parma, poi hai giocato a Resuttana, ora stai giocando a Regina Mundi, comunque realtà palermitane, ti chiedo, molti dicono, poi non lo so se è vera questa cosa, lo chiedo a te infatti, i palermitani a Palermo non ci possono giocare, per tutta una serie di ragioni, la vicinanza con la famiglia, la vicinanza con gli amici, le distrazioni, questo e quell'altro. Tu che comunque sei, non perché sei presente, ma perché comunque è, diciamo, conoscenza diffusa, il fatto che comunque tu sei una persona molto centrata, ora ti sei anche sposato e la tua attività, non ridere dopo che Dio ti perché ho letto anche il commento di che ha detto che ti sei, insomma, non è vero, non è vero. Quanto è, tra virgolette, può essere difficile per tutta questa serie di motivazioni per un palermitano comunque giocare vicino casa e comunque mantenere magari non tanto per te, ma anche per quella che è la tua conoscenza diretta di altri palermitani che giocano a Palermo, che hanno giocato a Palermo con te, mantenere comunque restare sul pezzo, considerando che comunque dietro c'è una società che paga stipendi, investe, lavora per portare avanti un progetto tecnico, sportivo. Secondo me, perché negli ultimi anni fondamentalmente a livello di palermitane che stanno provando ad ambire a fare il salto di categoria, negli ultimi anni non mi ricordo ci sia stato qualcuno. A parte l'Athletic quest'anno che sta puntando forte a fare il salto. No. A Parma, Stiamo parlando di tanti anni fa. Quindi forse il Il Misilmeri, esatto. probabilmente penso sia anche questo il fatto che molti palermitani puntano ad andare in piazze un po' più blasonate fuori dal palermitano, perché c'è stato fondamentalmente poco per quello che perché tanti giocatori importanti, prendi Claudio stesso, non palermitano, ha sempre fatto carriera fuori, ha giocato fuori,
Me ne verrebbero tantissimi, da Zerbo, Giulio senza Perino, che quest'anno è tutta gente che Sì, comunque rimani sull'eccellenza, c'è Iraci, Concialdi. esatto, c'è gente forte, veramente forte, che avrebbe potuto tranquillamente giocare in altri palcoscenici. Io spero che nei prossimi anni anche altre società diventano forti come è diventata quest'anno l'Athletic, anche per noi sarebbe un trampolino di lancio per tutti questi ragazzi che sono comunque del Permitano che puntano a giocare in squadra Permitano. Io ti faccio la mia ultima domanda, perché già questa sera te ne ho fatte tante, anche perché l'orario si avvicina. Ed è una sorta di polemica. Io 2 settimane fa ho polemizzato con l'ASP nello specifico. Geraci, non ridere. Non ridere. Perché ha abbandonato diciamo una stagione a metà e poi fortunatamente sono tornato sui due passi perché il presidente Morgana ha fatto il proprio lavoro egregiamente. Io mi lamento con te in quanto tu giocatore palermitano, ma non con te, ma tu come esponente di questa categoria. Qui esce veramente la mia vena da direttore. Le varie motivazioni, secondo me, per le quali le società adesso prendono gli stranieri, è perché questi stranieri costano di meno, nonostante vengano da altre parti, costano di meno e danno di più. Perché hanno fame, perché hanno voglia, perché hanno grinta. Non è il tuo caso, perché tu i numeri parlano per te, quindi non ti sentire perché No, assolutamente. 15 gol in stagione, diciamo, mettere la firma ovunque. Quindi io quello che ti dico, e io dico che per me è così, ma poi io ho un contraddittorio perché chiaramente è giusto tu la tua opinione. Secondo me, ci sono i calciatori palermitani stanno perdendo il loro posto all'interno delle squadre perché chiedono troppo e non danno in campo quello che chiedono. Cioè io chiedo una cifra e non riesco a dimostrarla per tanti vari motivi. Contrariamente a questi stranieri che prendono di meno e invece Hanno più fame, forse. hanno più fame e dimostrano che quello che vogliono lo meritano, anzi forse meriterebbero di più. Quindi io ti chiedo, non è il caso per cercare di italianizzare di più questa categoria, di darci più o meno una sorta di calmata da un punto di vista economico, dimostrare sul campo che io valgo una determinata cifra e poi magari provare in un secondo momento a chiedere qualche cosina di più? Perché, te lo dico chiaramente, io parlo con Peppe Duro e vuole 1 euro, e poi alla fine non se li Rendo 50 centesimi. sì. Parlo con Torres che mi chiede 1 euro e ne vale 2, ma io quell'euro ovviamente poi alla fine, a fine stagione a Torres ci lui 2,5 e poi te lo dico, fate cercare squadra. No, sono d'accordo. Voglio sapere la tua opinione. Questo è il metodo Montelepri, che anziché, ci hanno raccontato, anziché fare mercato, a dicembre Sì, esatto. hanno alzato gli Esatto. stipendi. Sì, perché, anche perché penso sia l'unica spiegazione che riesco a darmi anche io, questo è il fatto che comunque il calciatore palermitano chieda di più quando magari non ha ancora dimostrato fondamentalmente di valere quel tipo di cifra che Ma io posso chiede. capire che chiedi di più perché io ti chiamo dallo Sciacca, dal Gela, dal Messina, ho la strada lontano Cioè, ti devi squadra. allontanare. Io ti chiamo da Palermo, tu devi prendere la macchina e devi venire, cioè non fai manco tanta strada, sei vicino casa. Quindi sono soldi praticamente netti. Certo, Vai. secondo me, ti ripeto, il discorso del ragionamento che hai fatto tu è corretto. Mi dispiace perché poi vai a vedere, ormai gli argentini sono tanti nelle Sì. società, e poi vai a vedere in campo, come hai detto tu, sono quelli che ti danno qualcosina in più a livello di sacrificio e di tanto. Quindi, secondo me, è un ragionamento corretto e dovremmo, come hai detto tu, darci un attimino per chi ancora, poi c'è gente, è chiaro, che ha dimostrato. Salvorifici vuole domandare 1 euro, è giusto che tu domandi 1 euro se hai dimostrato di valere quell'euro. Chi invece ancora fondamentalmente deve dimostrare, comunque non ha ancora dimostrato, è giusto che anche torniamo un attimino così con i piedi per terra, perché c'è chi ci lavora, c'è chi per chi altro, magari qualcun altro è un dopolavoro. Però sono sempre cifre, io ho sentito di cifre importanti per categorie, onestamente, che Io il prossimo anno, se devo fare una squadra, vado a chiamare a quelli del Montelepre, per esempio, il socio che magari prende, che ne so, 600 euro, Però ti posso dire una cosa. 800 euro. Se invece vado a chiamare, per esempio, a un altro, un palermitano, che mi chiede già da ora che ha fatto un campionato Tu lo brutto. sai che non verranno più palermitani allo calcio dopo No, ma sto scherzando. Sicuro che è una persona seria. Sì. Chiede uno che Già, ha fatto un gol già che poco fa Jack Serio ha fatto lo esperto, già una volta l'ho invitato e non è venuto, te lo dico. Questo No, una cosa, a proposito di Jack Serio, perché se ne fa un gran parlare.
Jack No, Serio è uno che ogni stagione fa così tanto bene che ogni soldo che lui chiede è benedetto. È quello che ho detto, esatto. appunto. Jack Serio è uno che qualsiasi cosa chiede gliela devi dare. C'è poco da fare Allora, perché decide. tutto si può Decide dire ogni anno. meno Sono d'accordo. esatto, sì, anche perché Sono d'accordo. E c'è gente che sappiamo non tutti decide che da 3-4 anni e chiede È chissà questo, quanti ed è quello, soldi ed fa. esatto, e è ti quello posso dire che... una cosa, ora non perché siamo amici, ma dico questo è un discorso a parte. Gente come Jack è la faccia buona del calcio dilettantistico siciliano, perché penso sia uno dei pochi rimasti, in particolare tra quelli che hanno talento, tra quelli che fanno calcio, non quelli i mestieranti del calcio, quelli che giocano giocano a calcio. È uno dei pochi che gioca a calcio per divertirsi, punto. Poi è chiaro, prende quel che prende, però partiamo da un presupposto che è un ragazzo che non gioca a calcio come lavoro. Lui come lavoro fa un'altra cosa. Però lui gioca a calcio e lui me l'ha detto sempre, io fino a quando ho l'1% di scintilla, che vado al campo, mi diverto, mi passo i miei 2-3 allenamenti a settimana, i miei 90 minuti di partita, lo spogliatoio, mi diverto con i compagni, tu ne sai qualcosa, ci sei stato in spogliatoio anche all'inizio di questa Sì. stagione, fino a quando è così io continuo a giocare, altrimenti io il mio stipendio, il mio lavoro lo faccio, per carità, il calcio non è la mia principale fonte di guadagno, è una parte della mia fonte di guadagno, ma non lo faccio per quello. Molti purtroppo, cioè molti, alcuni purtroppo lo fanno anche per quello, cioè lo fanno principalmente Sì, per ce un n'è. guadagno. Quando tu dici io l'anno prossimo, se fossi un direttore sportivo, mi andrei a prendere Pizzocero, mi andrei a prendere Pierce, mi andrei a prendere il portiere del Monte, adesso mi sfugge il cognome, tanti altri sudamericani, molti già avevano messo gli occhi su Cabrera e l'avrebbero riempito d'oro, non giriamoci intorno, il Gela avrebbe riempito d'oro Cabrera per farsi la seconda parte della stagione. Ben venga per lui che adesso è andato negli Stati Uniti a giocare dopo aver fatto il sudamericano. Tutti sti giocatori, Ronde, Salvo che li commenta praticamente ogni settimana, ne sa qualcosa, tutti questi giovani della super giovane, questi sudamericani. L'anno prossimo già non dico che non li puoi prendere più, perché poi arrivano in Italia da perfetti sconosciuti, appena arrivano in Italia, tranne quelli che vengono gestiti da quel santuomo di Ivano Vetere, che comunque li tiene buoni, li tiene calmi, non gli fa montare la testa, come per esempio la Supergione dell'anno scorso, Grandis, Torres, eccetera, 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 Suarez, eccetera, eccetera, eccetera. Gli altri vengono assaliti dai procuratori, cominciano a chiedere, come è successo per esempio con Ido. Io faccio sempre esempio di Ido Iaga, che è arrivato all'Igea, prendeva 700 euro al mese, parliamo di cifre, tanto ormai è passato. L'anno dopo Ido Iaga a 700 euro ti fa la pernacchia, perché comunque si rende conto e dice io qua ho vinto un campionato da protagonista, me ne vado in Serie D piuttosto. Ora Ido Iaga a Modica guadagnerà determinate cifre, ma decide i campionati e decide le partite. Io per chiudere cerchio, Peppe è d'accordo, ci sono degli attaccanti italiani, anche non solo italiani, siciliani, che quest'anno stanno facendo, hanno diciamo, nella proprio tabellino personale, hanno 2-3 gol a campionato e non possono più chiedere le cifre di quest'anno. Sì, Salvo, scusi, però poi fondamentalmente c'è chi gli dà. Bravo, bravo, Perché bravo. se io ti chiedo per 2 anni, Questo, se io ti chiedo per 2 anni, ma per 2 anni non Perché faccio sai nulla. cosa? Perché loro pensano, e metti che l'anno scorso è stato un anno storto e magari quest'anno torna a... Perché poi c'è sempre quella cosa, no? È il nome... Ora attenzione, non vogliamo fare una crociata o combattere contro i... perché alla fine sono No, nostri, nella maggior parte dei casi sono nostri amici, sono persone con cui abbiamo avuto a che fare o persone che conosciamo. Quello che dici tu è giusto, e come quello che dici tu è doppiamente giusto, che ci sono quelli che partono poi le credenze popolari, quelle che dicevano i nostri nonni, che è più spesso Carnevalo che ci vada appresso. Poi è chiaro, ognuno fa il suo mestiere. Però ti posso dire, io preferisco fare un percorso come ha fatto Peppe, che poi è stato indotto dal lavoro, però scendere magari anche di categoria, scegliere una società dove tu riesci a esprimerti al meglio, fare un gran campionato e poi questi soldi piuttosto che prenderli subito e prenderli una volta soltanto, li prendi magari in un Esattamente. secondo momento e fai 2, 3, 4 anni e dove stai bene, ti trovi bene, Esatto, guadagni 100, esatto. in meno, ma li prendi, poi riesci a esprimerti, ti diverti e giochi. Piuttosto che andare a svernare in qualche società e fai mezzo anno in un posto, perché poi alla fine duri 6 mesi, poi dopo 6 mesi te ne vai a un altro posto, Esatto. non riesci mai a fare base e poi chiaramente non riesci mai a fare i numeri che ti permettono di
guadagna le cifre a medio. C'è un No, sono commento d'accordo. che è appena arrivato e col quale mi trovo perfettamente d'accordo e non è un caso che a scriverlo è un personaggio che dove lo metti suona, che è Gabriele Butera, che dice: io direi di cominciare a dare valore al tempo e ai sacrifici che alcuni giocatori fanno e soprattutto pagare chi dimostra nel campo e nel tempo. Fare solo mezzo campionato buono non basta per chiedere certe cifre. Che lo dica Gabriele, che è uno che letteralmente dove lo metti suona, sta cercando di fare salvare a Valderice. Camuce e Muzzicuna, come si dice in questi casi, il Valderice, ma ovunque è andato, da quando ha cominciato a giocare fino a ora, ha sempre dimostrato intanto di essere un professionista nei dilettanti, possiamo dire. Conferma Sì, quello che no, è un stiamo pensiero, sono dicendo. d'accordo pure io, assolutamente. Quindi, come abbiamo fatto una reprimenda alle società, prendendo l'esempio l'episodio Aspra 2 settimane fa, facciamo una reprimenda alla categoria calciatori palermitani, che se volete restare in zona e giocare nelle vicinanze, cerchiamo di italianizzare o palermitanizzare le squadre, cercando di fare anche voi un passo indietro, così come lo dico anche alle società, e proviamo a ristabilire una sorta di famiglia palermitana nelle scuole palermitane, perché mi secca poi che uno deve andare a giocare chissà dove e vedere qui ogni squadra 6, 7, 8 Sì, ma negli ultimi anni ormai è una cosa ma che io è il lato a lato, ma dico ma già fino a 3 anni fa ancora non c'erano tutti questi argentini. no. Però capisco la società che a volte si affidano a questi treni che poi danno dei risultati. Detto ciò, siamo già all'orario, caro Francesco. A voglia. Peppe è stato elegante non solo in campo, ma l'ha dimostrato anche fuori dal campo nella sua veste. Noi ti auguriamo, Peppe, di ottenere il meglio da questo fine di stagione. La matematica ancora ti dice che siete in lotta per vincere il campionato. Ve lo auguro, così come l'ho augurato anche alle altre società qui presenti. Male che vada, proviamoci Con i playoff, assolutamente. L'ideale per noi sarebbe che tutte e tre le squadre andassero in eccellenza, Però perché purtroppo noi li non si possiamo può seguire. fare. Però De Miere non ha voluto, possiamo dire. perché De Miere non ha voluto. l'ideale è tu in coppa, Bagheria o Montelevri in un modo o in un altro, però così non è stato possibile. Intanto auguriamo a Peppe di avere la più breve squalifica possibile in campionato. Assolutamente, questo è più importante al momento. Secondo me per i playoff Sì, Beh, sì, lo spero. rosso diretto 2 giornate, se l'arbitro Esatto, anche siamo per- clementi, siamo clementi. Siamo Grazie clementi. ragazzi, vi ringrazio per Grazie, la serata. Peppe. Francesco, Noi torniamo settimana prossima, siamo entrati in quaresima, quindi anche noi andiamoci piano con le cose. più carichi di Già impegni. ti vedo No, troppo carico. fine di stagione, Tu perché non devi più saltare le puntate, perché poi a finire che arrivi qua troppo carico. però dobbiamo parlare poi di una cosa che abbiamo accennato, quello che succede in questi campionati alla fine. Ah, Questa cosa- dici tu che c'è la pentola sul fuoco. No, dico io Il che condimento è pronto. bisognerebbe giocarsi tutte le partite regolari Ah, per cercare di ho ottenere capito. ognuno i propri obiettivi. Ragazzi, Come- non è periodo di pasta con le sarde. Cioè, bravo. andatevi a guardare lo sketch di Ficarra e Picone sulla pasta con le sarde e capite che non è periodo Però di si può dire sarde. che finora Stiamo scherzando, o forse no. allora ci sono province della Sicilia dove già si fa, province della Sicilia dove non si fa. Palermo non si fa, perché a Palermo ci odiamo Palermo non ci e possiamo quindi vedere. non ci possiamo vedere, quindi se io devo aiutare Peppe Tu non lo faccio Ma perché piuttosto, C'è invidia, piuttosto invidia. aiuto il calabrese. Purtroppo è così, sembra una botta ma è così. Ma è giusto non aiutare nessuno, che qualcuno nessuno. Non o tutti o nessuno a prescindere. Detto questo, Dai, lo faccio vuole questo. teniamoci alla gastronomia, teniamola per la settimana prossima, dai. Buonasera a tutti, a lunedì. Buonasera. Buonanotte.